Eccoci qua, bentornati. Se prendete posto, grazie. Mi spiace interrompere uno dei momenti più interessanti della scuola, che è lo spazio merendino. L'insegnante, quando andavo a scuola, che mi rubava anche un minuto dello spazio merendino, mi stava fortemente sulle scatole, quindi posso immaginare cosa stiate pensando. Spero che i laboratori a cui avete partecipato siano stati coinvolgenti e interessanti. Spero che anche la seconda parte di questo incontro sia altrettanto interessante, sarà un po' più discorsiva, ma vi posso garantire che ci saranno momenti che attireranno la vostra attenzione e susciteranno sicuramente anche la vostra curiosità. Spero vi siate anche domandati dove siamo arrivati e di chi siamo ospiti. Siamo ospiti di una delle eccellenze dell'economia non solo vicentina, direi italiana. È un gruppo industriale che è attivo nella prima trasformazione agroalimentare. Ma se andate a leggere, se poi avrete la curiosità di andare a leggere il loro sito, capirete che uno degli elementi di cui Cereal Docs va fiero è il fatto di essere, nonostante la dimensione, eh, un'azienda familiare che è fondata su dei valori condivisi, quei valori che hanno portato ad una continua, costante crescita di questa azienda. E ciò che è corretto che io vi racconti sono gli impegni che questa azienda, sin dalla sua nascita, nel percorso di crescita ha assunto. E sono prima di tutto quello di valorizzare il capitale umano che è rappresentato dai collaboratori, quelli che un giorno potreste essere, come vi auguro anche voi. Ovviamente di investire in tecnologie all'avanguardia, e ciò che è fondamentale è che uno degli impegni più forti di Cereal Docs è quello di avere cura dell'ecosistema e generare valore condiviso. Ed è per questo che siamo qui nella giornata che il giornale di Vicenza, che Atesis dedica alla sostenibilità. Quindi un pochino ci sentiamo a casa. E per inquadrare quello che è la filosofia che contraddistingue l'attività di Cereal Docs, invito a raggiungermi Valeria Pilastro, che è Sustainability Manager di Cereal Docs Group e che vi parlerà come tutto quello che ruota intorno all'attività molto spesso, qui spesso, è una questione di mentalità. Vi lascio in buona compagnia, peraltro, insieme con Valeria Pilastro. Buon lavoro, Valeria. Grazie. Benvenuti, buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti, anche se quest'ora la vostra mattinata è più che iniziata, ormai siamo nella seconda metà. Innanzitutto mi fa molto piacere vedervi all'interno di questo spazio, che è un nuovo spazio per noi, la nostra Mantegna Academy. È uno spazio che, come potete immaginare, fin dalla sua nascita non vuole essere, non ha voluto essere uno spazio chiuso al solo personale dell'azienda, ma vuole essere un posto di condivisione, un luogo di incontro, di dialogo, dove le idee possano crescere e naturalmente essere condivise. E oggi questo spazio è anche il vostro spazio, dove poter esplorare insieme un tema che, soprattutto andando avanti anche con gli interventi successivi, è quanto mai cruciale, di grande attualità: la sostenibilità.
E la sostenibilità, e qui parlo per l'esperienza che il mio ruolo in azienda mi ha permesso di fare, è, secondo me, non solo una serie di pratiche, di azioni pratiche, ma è prima di tutto una forma di pensiero, un approccio mentale, una forma mentis. Consiste l'osservare il contesto in cui ci troviamo e chiederci come possiamo migliorarlo, che cambiamento possiamo apportare, prima di tutto individualmente e poi chiaramente collettivamente. E quindi è una questione di mindset che nasce, dalla curiosità, perché non è, tanto solo trovare le soluzioni, le risposte giuste, ma è porsi le domande giuste o quantomeno porsi delle domande. Ogni volta, ad esempio, che, vi chiedete come affrontare una nuova sfida, come ridurre il vostro impatto ambientale, pensiamo ad esempio nel nostro quotidiano a quante volte, purtroppo spesso, ci vanno lunghe le scadenze dei cibi che abbiamo in frigorifero o nelle dispense. Ogni volta che vi chiedete, se ve lo chiedete, spero di sì, come, poter migliorare l'inclusività, all'interno della vostra classe o del vostro gruppo di amici. Ecco, queste sono tutte situazioni in cui state facendo già qualcosa di molto buono, perché vi state facendo, delle domande, vi state ponendo dei quesiti e questo è già l'anticamera dell'azione. Un'azione che può essere anche piccola, perché sempre rimanendo nel tema dell'inclusività, ad esempio, pensate a quanto, ascoltare delle esperienze diverse dalle vostre o assicurarvi, garantire che tutti abbiano voce in capitolo, possa contribuire alla creazione di un ambiente più equo, più caldo, più accogliente. La sostenibilità quindi è, un voler dare, nasce dalla voglia di dare un proprio contributo, di, voler fare la differenza, dal desiderio di non accontentarsi, di continuare a trovare delle soluzioni anche innovative, ma la stessa innovazione non è solo una questione di tecnologia, è una questione di, modo di pensare, di modo di, disegnare, immaginare il futuro. Un futuro migliore. Ecco perché oggi siamo qui per continuare a fare e farci delle domande, per mettere in discussione ciò che sappiamo e spingerci oltre. Ed è proprio con questo spirito, con quest'idea, con questo sentimento che prima di tutto è maturato nella mente del nostro presidente Mauro Fanin, che qualche anno fa ci siamo trasformati come Serial Docs in una società benefit. Che cos'è una società benefit? È una società che ha una duplice finalità. Come tutte le altre aziende, ha l'obiettivo di generare profitto naturalmente, ma al tempo stesso lo vuole fare generando beneficio comune, quindi avendo uno sguardo, molto più ampio rispetto alla generazione del profitto e al proprio business. E questo ha naturalmente a che fare con la comprensione del proprio ruolo nella società, che può essere piccolo, può essere grande, ma è comunque un ruolo importante. Noi ad esempio appunto, nella nostra attività aziendale produciamo ingredienti, quindi abbiamo a che fare con il tema dell'alimentazione, della nutrizione, produciamo ingredienti di matrice vegetale, oli, farine, lecitine che poi vanno all'industria mangimistica, all'industria alimentare. Indirettamente con i nostri ingredienti arriviamo sulle tavole di milioni di persone, quindi la responsabilità è grande e noi l'affrontiamo con uno sguardo volto al miglioramento continuo. Proprio in queste settimane stiamo ad esempio lavorando al nostro nuovo piano di sostenibilità, dove ci porremo dei nuovi obiettivi, in campo ESG che guarderanno, da qui ai prossimi 3 anni. Oggi quindi l'invito che vi faccio è quello di, continuare a lasciarvi ispirare, di chiedere, di sfidare anche quelle idee precostituite, di immaginare il futuro. È una sfida collettiva che ci riguarda tutti. In bocca al lupo quindi per le vostre riflessioni e, soprattutto per essere qui perché la sostenibilità, come la conoscenza, cresce quando viene condivisa. Buon proseguimento e buon ascolto. Grazie, 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 brava a Valeria Pilastro che ha tenuto a bada 200 studenti e grazie a voi che avete prestato attenzione. E a proposito di futuro,
chi verrà di voi tra il 27 e il 30 a Job Orienta in fiera a Verona per guardare ciò che può rappresentare il futuro nella scuola per voi, troverà anche il gruppo Atesis con il Festival del Futuro. Al mattino, nelle giornate di giovedì e venerdì, proporremmo proprio per gli studenti 2 incontri particolarmente affascinanti e coinvolgenti, quindi se i vostri insegnanti avranno il piacere di farvi partecipare alle proposte che nell'ambito di Job Orienta farà il Festival del Futuro di Atesis, sarete nostri graditi ospiti, avremo la possibilità di rivederci. Avete appena fatto la pausa meredina, c'è chi l'avrà fatta salata e chi avrà scelto invece la via più dolce, e in qualche modo siamo in tema grazie ad uno spazio che la Fondazione Cari Verona, che è spesso, molto spesso, a fianco dei giovani, proprio per parlare con loro, per capirne le aspirazioni, per sondarne quei sogni che possono, che debbono, vi auguro, diventare la vostra realtà. Ebbene, uno spazio che coinvolge una startup, e in particolare ce ne parlerà Filippo Federico, che è Ecosystem Manager di AgriFood Innovation Hub. Pensate al titolo di questo incontro. Vieni, Filippo, perché ci parlerà della cioccolata. Pensate ad un giorno, magari anche non molto lontano, in cui non ci possa più essere il cacao e quindi tutto ciò che ne consegue, non avete più la possibilità di alimentarvi, di togliervi qualche pensiero utilizzando le spalmabili o con un quadretto di cioccolato o con una tazza di cioccolata calda. Potrebbe succedere, e ce lo racconterà il dottor Filippo Federico, però insieme al rischio e a questa ansia che ci crea, alla fine ci darà anche qualche speranza che probabilmente almeno per Natale siamo garantiti che potremo mangiare il calendario dell'avvento. Questa volta siamo salvi. Ascoltiamo, buon lavoro, grazie. Grazie per l'introduzione, grazie anche per l'invito, ringraziamento al gruppo Atesis, un ringraziamento alla Fondazione Cari Verona per aver voluto raccontare questo intervento che, appunto, come vedete dalla grafica, si tratterà un po' di innovazione, di futuro, come menzionato anche da Valeria in precedenza, e di innovazione. Quindi cerchiamo un attimo di unire questi punti su una problematica che è quella, appunto, del cacao. Sono qui oggi a rappresentare i Tableau Adventures e in particolar modo il Verona AgriFood Innovation Hub su questo intervento. Giusto per rompere un po' il ghiaccio, e visto anche l'introduzione appena fatta, vorrei porre subito una domanda. Per alzata di mano, a chi piace la cioccolata, è già alzato, quindi mi è già preceduto. Quindi devo dire che siamo un po' tutti golosi, un po' tutti golosi. E questa è una domanda, è una prima domanda che, come si diceva già da Valeria in precedenza, è giusto porsi. Mi piace qualcosa, non mi piace qualcosa, quel qualcosa che non mi piace o quel qualcosa che mi piace, come sta andando? Subito una variabile, un dubbio. Se domani, appunto, il cioccolato non esistesse più, vedo già un po' divisi, un po' perplessi, però questa è una seconda domanda da porsi, perché appunto la filiera del cacao non è quella che era fino a 10 anni fa, fino a un anno fa. Quindi va analizzato. Noi siamo abituati a vedere il prezzo all'interno del supermercato o del negozio di paese, e quindi fa riferimento a un prodotto che è esistito, c'è, e diamo per scontato che ci sarà sempre. Ma ci sono delle variabili che magari a volte non conteggiamo, perché appunto riferiamo il nostro sguardo, la nostra attenzione solamente, virgolette solamente, sul prodotto che abbiamo a contatto.
Quindi in questo caso è meglio sempre fare un passo indietro e cercare di capire la filiera come si sta evolvendo. Anche perché noi stiamo parlando di futuro, però se il futuro fosse oggi, perché tendenzialmente, come sapete benissimo anche voi, tutta la parte di innovazione non parte con uno schiocco di dita, cioè non si innova dall'oggi al domani, ma ci sono delle innovazioni che al momento sono in atto, che vedremo poi tutto il risultato sbocciare sul mercato in futuro. E quindi analizzando, come vedete dalla slide, dal 2015 al 2024, abbiamo diviso anche per colore per far capire il verde quando era un prezzo standard di mercato. Nel 2015 più o meno a tonnellata si pagavano, il costo era di circa 2.000-3.000 dollari a tonnellata per il cacao. È andato un po' a diminuire perché c'è un sale e scendi del mercato, quindi va a diminuire nel 2018 e poi 2021 inizia a essere un po' arancione, il semaforo inizia a essere un po' in crisi, fino ad arrivare poi al 2024. Come vedete tocca i quasi 10.000 dollari a tonnellata. Adesso c'è magari qualcuno più matematico di me e capisce bene che la differenza tra un costo a 2.000 e un costo a 10.000 è notevole. E questo si ripercuote poi sui prodotti che troviamo in supermercato, che troviamo all'interno dei negozi di paese. Infatti, la stessa barretta di cioccolato, faccio un esempio, che prima costava 80 centesimi, ora potremmo trovarla a 1 euro, 1,20 euro, 1,40 euro, o anche trovare la stessa barretta allo stesso prezzo, ma invece di essere di 200 grammi, la troviamo a 160, 140 grammi e quindi allo stesso prezzo mangiamo di meno. E questo, altra domanda, perché? Perché è stato un problema di inflazione, perché il negoziante vuole cambiare prezzo, perché si è svegliato una mattina un po' intenzionato a fare un cambiamento nel suo reparto? Assolutamente no. Infatti, quando si parla di startup, di innovazione, bisogna sempre capire il problema. Aprire le orecchie, analizzare tramite interviste qualitative e quantitative e cercare di analizzare il problema. Il problema che dimostrerò, non dimostrerò io, ma in base alle analisi del mercato, sono in particolar modo 4. Il primo è il fatto che la produzione della cioccolata, quindi del cacao, della materia prima, non avviene in tutto il mondo. Ci sono pochi paesi che esportano la materia prima, di conseguenza hanno la responsabilità di far trovare poi il prodotto finale su tutta la produzione, su tutta la parte retail, supermercati e catene di tutto il mondo. E fate soltanto caso che Costa d'Avorio e Ghana producono dal 60 al 70% di tutto il fabbisogno del cacao mondiale. E quindi su di loro si abbattono delle problematiche che abbiamo visto anche in Italia, in Spagna recentemente. Quali sono le problematiche? Cambiamento climatico. Il cambiamento climatico può essere alluvioni, acqua, siccità, pochissima acqua, di conseguenza va a pagare tutta la parte di agricoltura di terreno e di conseguenza tutta la produzione, perché se le fave di cacao non vengono prodotte per un cambiamento climatico, la produzione si abbassa, i costi si alzano e a pagarne poi i clienti e tutta la parte di consumatori. Su questa parte poi c'è anche un problema di sfruttamento. Adesso noi siamo qui, immaginate vostri coetanei che in Costa d'Avorio o in Ghana non possano approfondire a livello di scuola, di formazione, di intrattenimento, di attività ludiche, perché per questo discorso di costi gli agricoltori di questi paesi preferiscono sfruttare ragazze e ragazzi per battere i costi e cercare di essere sempre più produttivi. Questo è un altro problema che a livello di sostenibilità, un tema già toccato in precedenza, è molto forte e bisogna sicuramente metterci attenzione. L'altro è abbattiamo i costi, perfetto, fertilizzante, uso il migliore della gamma, costa un po' troppo, abbassiamo un po', seconda, terza, quarta gamma, ma ha lo stesso risultato sulla filiera, protegge allo stesso modo le piante di cacao. Non per forza, ci sono magari alcuni che decidono proprio di non utilizzare fertilizzante. Questa cosa produce? Un miglioramento a livello di costi sicuramente perché non esco con dei soldi del prodotto, ma la pianta
la pianta magari non se la può passare bene. Ecco che c'è una malattia, l'acello del cacao, e è un fungo che costringe poi l'agricoltore a dire: ok, se questo fungo si protrae su altre piante non va bene. Se si protrae su una, due, tre, quattro piante, vanno estirpate le piante e ripiantate nuove piante. E voi direte: vabbè, tanto in pochi mesi poi avremo la pianta nuova che fa il frutto. Non funziona sempre così. In base alla filiera, in pochi mesi potremo avere dei frutti. Sulla fava di cacao dobbiamo aspettare 5 anni per avere il prodotto, la materia prima. Quindi da mantenere sempre in testa queste piccole nozioni che fanno la differenza a livello di produzione. Problema e soluzione. Prima si parlava di startup, di innovazione, di futuro, e ci sono alcune startup, e qui altra alzata di mano. Qualcuno sa cos'è una startup? No? Ok. Quindi passettino indietro. Una startup è una realtà giovane, costituita da studenti, come potete essere voi, da ricercatori, in collaborazione con esperti o aziende che tendono e vogliono portare valore in base a delle problematiche. Quindi io sono esperto su, faccio esempio, ne parlavamo prima, intelligenza artificiale. So che utilizzando l'intelligenza artificiale riesco a risolvere o migliorare un certo problema. E quindi, grazie a queste ricerche che vengono fatte a livello di studio e a livello di mercato, grazie alla collaborazione tra università, centri di ricerca, istituzioni e aziende, riesco a migliorare un servizio o un prodotto. E quindi ci sono delle start-up che sono verticali su tutta la filiera agroalimentare e cercano di trovare la soluzione a diversi problemi. In questo caso approfondiamo appunto il problema del cacao e ci sono molte start-up che stanno cercando di portare valore a dire: ok, abbiamo noi identificato anche noi questo problema, ma noi lo risolviamo in questa maniera. Vi accennerò di Foreverland, perché all'interno di un progetto che gestiamo sempre promosso da Fondazione Cariverona, che è un acceleratore di startup, quindi troviamo le idee migliori e cerchiamo di renderle più sostenibili a livello di investimenti, a livello di crescita e per poterle immettere sul mercato. Foreverland è una startup italiana e si promette di produrre cioccolata 100% senza cacao. Wow, direte. L'ho detto anch'io la prima volta che li ho conosciuti e effettivamente loro hanno individuato in un processo di fermentazione della carruba, che è un prodotto totalmente italiano, dove lo possiamo trovare nella zona mediterranea, in particolar modo in Sicilia e in Puglia, e loro fermentando questo prodotto creano la stessa cioccolata, ma molto più sostenibile e made in Italy. Quindi crea anche un brand, crea un impatto territoriale e un impatto forte su tutta la filiera. Il ruolo del Verona Agri-Food Innovation Hub, in base a tutte queste cose che ho appena citato, è proprio il fatto di dire: ok, c'è un problema, c'è una startup, creiamo degli eventi, mettiamo in connessione investitori, aziende, studenti, come siete voi oggi ben presenti in aula, e tutto l'ecosistema creato da tutti gli attori che vedete in questa slide, quindi anche tutta la parte di giornalisti, per parlare di queste soluzioni e creare valore. Grazie a queste connessioni si possono creare progetti dove c'è un ragazzo che dice: ho un'idea su questo. Ah, ma perché non posso trovarmi con delle altre persone per pensare a come posso dare valore per il futuro? E questi sono tutti modi che noi affrontiamo giorno dopo giorno all'interno delle nostre attività gratuite. Faccio un esempio, anche i corsi di formazione. Adesso lanceremo proprio lunedì un corso di formazione sulla circular economy, dove cercheremo di far intervenire professori, esperti, aziende e startup innovative per entrare a fare focus su queste tematiche di riferimento. Tutto il progetto del Verona Agri-Food Innovation Hub, come potete vedere, è stato voluto e promosso da Fondazione Cariverona, ma a livello di collaborazione, come veniva citato nell'intervento in precedenza, è frutto di un lavoro di squadra. La startup deve essere tecnologica, deve risolvere un problema, ma non può essere affrontata in maniera singola. Ci deve essere sempre un gioco di squadra. Oggi, per risolvere le sfide del futuro, va fatto un gioco di squadra. Il Verona Agri-Food Innovation Hub mette in campo delle attività
che portano valore, che portano cambiamento per il settore e impatto sul territorio. Abbiamo sede a Verona, ma collaboriamo con tutte le entità territoriali a noi vicine, grazie anche a questo partenariato da Fondazione Cari Verona, Unicredit, Università di Verona, Confindustria e tutti i loghi che vedete qui. Quindi prima di lasciarvi vi lancio una sfida. Ascoltate e tenete le orecchie aperte. Il mondo del lavoro, quello che vedete oggi, già l'anno prossimo, già a 5 anni, già a 10 anni cambierà. E tutto grazie a un driver, il driver dell'innovazione. L'innovazione può essere vista a livello aziendale, che l'esempio è la sede in cui ci troviamo, e poi a livello di startup. Avete un'idea imprenditoriale, capite come poter entrare in altri progetti per sviluppare quel progetto di innovazione e capire come poter portare valore che si vedrà da qui a 5-10 anni in base all'innovazione che andate a sviluppare. Quindi occhi aperti, orecchie ancora di più, fate tantissime domande, sposo la tesi fatta poco fa, e cercate di essere proattivi, non fermatevi al prodotto che vedete sullo scaffale, ma cercate di capire ogni filiera che problema può avere. E quindi portate su carta e cercate di fare squadra tra di voi per portare avanti queste progettualità di valore. Vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie, grazie, grazie al dottor Federico e grazie a voi dell'attenzione, anche se ho visto che c'è qualche curva, cioè qua la tribuna centrale l'ho vista partecipante e anche abbastanza silenziosa. Ho visto qualche curva laterale che era interessata evidentemente dal paesaggio o da altri aspetti. Quindi vediamo se con il prossimo intervento riusciamo a catturare anche le curve degli ultras. Peraltro avete sentito il dottor Federico un paio di volte ha detto orecchie aperte, e qui vi direi anche orecchie pulite. Vi voglio raccontare una cosa: quando andavo a scuola io, e questo vi dà la dimensione di quanto vecchio sia, io avevo un professore di ginnastica che una volta al mese ci controllava se avevamo i capelli lunghi, e io li ho sempre portati lunghi quando li avevo tutti neri, adesso ne ho qualcuno di bianco che si è intrufolato, ci controllava le unghie e le orecchie. Credo che non succeda più a scuola, lo spero per voi che vi prendiate per tempo. Noi continuiamo a parlare di dolce perché non puntiamo a farvi aumentare la glicemia, e dopo il cioccolato adesso ci occupiamo di miele. Il miele, penso che lo sappiate, è prodotto dalle api, non abbiamo dubbi. E le api sono un elemento essenziale dell'ecosistema, dell'equilibrio dell'ecosistema. Per parlarvi della democraticità del sistema api e del come andare a scegliere il miele, ho invitato un amico che è Gerardo Meridio, che è presidente regionale degli apicoltori, perché sono molti, c'è chi lo fa in termini industriali, molti sono invece degli artigiani del miele, nel senso che lo fanno come hobby, come seconda attività. E vi racconterà, io rimarrò qui perché se dice delle cose che non capisco, e sono molte quelle che non capisco, ne ho messi in fila in 65 anni una montagna di cose che non capisco, e ho imparato a farmi domande, come diceva il dottor prima, e quindi se dirà delle cose che non capisco o che secondo me vanno approfondite, interverrò come un po' Pierino per rendercele più potabili. Ti lascio, sai che ascolto sempre molto volentieri. Pensate che io, per un problema che ho avuto, ho vissuto 1 anno e mezzo più o meno mangiando miele, e poco altro, veramente molto poco altro. E poi mi sono ripreso, come si vede, però il miele è fondamentale. È uno spot pro miele. Vai. Grazie Luca. E grazie che rimani anche qui nel palco, perché interloquire anche in due su un tema così vasto è importante. Le api e chi siamo noi? Velocemente, io presiedo questa associazione regionale apicoltori del Veneto che raccoglie più di 3.000 apicoltori nel Veneto.
Il Veneto è la prima regione in Italia per numero di apicoltori. Pensate, gestiscono quasi 110.000 alveari nel Veneto. La differenza del Veneto ed altre regioni è che l'apicoltura è molto diffusa. Tanti apicoltori che gestiscono 1, 2, 10, 100 per arrivare ai grandi imprenditori che svolgono questa attività e che gestiscono anche 2000 alveari. Domanda, il miele lo conoscete tutti, le api anche, qualcuno di voi ha anche qualche alveare? In Di classe. solito qualche studente ce l'ha, però li abbiamo portati anche in tante scuole gli alveari, proprio per fare degli apiari didattici, per insegnare come si gestiscono le api e soprattutto la loro utilità. Visto che chi ha parlato prima di me parlava di cioccolata, iniziamo con una cosa ancora dolce. Conoscete questa pianta? No, però c'è dappertutto, è una pianta invasiva, si chiama ailanto. Quello che non si sa è che fa un miele squisito, che è il miele di ailanto, che si abbina perfettamente, un miele raro, con coppette di frutta, frutti rossi e cioccolata. Perché è un miele che profuma di tè alla pesca, di frutti tropicali ed è un abbinamento in cucina meraviglioso. Per tornare appunto a parlare di cioccolata. Perché il miele lo si Scusa abbina. Gerardo, può Dimmi. tornare? È l'ailanto, adesso l'ailanto non lo conoscevo nemmeno io, peraltro. Sì, ma dove lo troviamo? Cioè, voglio dire, Lo trovate lungo le rive dei torrenti, dei fiumi, nei- nelle zone incolte, perché è una pianta che è considerata invasiva non dagli apicoltori, dai botanici, perché è arrivata come la caccia da tantissimo tempo e si sviluppa. Fa queste infiorescenze rosse, le vedete, però dà, ve lo dico, un miele che è particolarissimo, così come tanti altri mieli. Le api, sapete che fiore è questo? o non chiedermelo, non lo so. Questo è un fiore di edera. Voi sapete che l'edera fa i fiori? L'edera fa i fiori, eccoli qua, è che sono verdi, per cui si confondono con il fogliame dell'edera, e dà un miele, che è il miele di edera, che è rarissimo. Perché? Perché il miele cristallizza velocemente in poche ore, quindi non si riesce ad inserire il favo del miele nella centrifuga e farlo uscire, perché è duro. Quindi per ricavare il miele di edera, molto raro, bisogna sciogliere la cera e separare la cera dal miele. Ma è un miele delizioso, molto raro ma delizioso. Però ho messo la foto dell'ape che ha il polline, come vedete, dell'edera, per dire negli obiettivi dello sviluppo sostenibile quanto c'entra l'ape, quanto. Beh, io vi assicuro che in quasi tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile c'entra. C'entra nella salute, c'entra nell'istruzione, c'entra nell'impresa e nell'innovazione. Pensate, un'impresa di ehm, Rovigo, non vi faccio il nome per correttezza, ma che fa prodotti biologici, latte di soia, cereali, tutte queste. Cosa ha fatto? Siccome i suoi acquirenti erano multinazionali, i suoi acquirenti vengono dall'estero e vogliono andare a vedere se effettivamente l'attività, la coltivazione è biologica, quindi vanno nei terreni a verificare, partono dalla Norvegia, dalla Scandinavia, dalla Francia per verificare. Cosa ha fatto questa azienda? Ha chiesto alla nostra associazione di posizionare una ventina di alveari nei loro terreni dove ci sono queste coltivazioni, perché il fatto di trovare marketing, ma il fatto di trovare nei loro terreni le api e vive, è sinonimo che quella coltivazione non ha bisogno di dimostrazioni di essere una coltivazione biologica, lo è perché le api vivono. Le api fanno 3 chilometri dal proprio alveare, girano per 3 chilometri, raccolgono con i pollini, il nettare, ma anche le porcherie che ci possono essere in quei 3 chilometri. E quindi se sopravvivono vuol dire che stanno bene, che quelle coltivazioni sono idonee. Ma le api, questi siamo noi, vi raccontavo prima, quello è il veleno delle api, queste sono delle attività che svolgiamo per il biomonitoraggio, ve ne accenno solo a una, siamo anche presenti come associazione in Angola, sapete dov'è l'Angola?
Beh, è in Africa, è in fondo, vicino al Sudafrica e alla Namibia, dove stiamo aiutando gli apicoltori a sviluppare le api. Qual è il problema? Che quelle situazioni così belle, come vedete, acqua, verde, abbiamo un apicoltore in questo momento lì, non ci sono più. Il cambiamento climatico di cui parliamo, quelle zone era di un anno fa, è tutto bruciato. Dalla Noi volevamo aiutare gli apicoltori a sviluppare l'apicoltura che è fatta come 1000 anni fa. Oggi siamo lì per salvare un tipo di ape, che è l'ape scutellata, perché la siccità e gli incendi della savana hanno fatto sì che stia scomparendo ed è l'unica zona in cui esisteva questo tipo di ape. Hai la foto? No, scusa, in Angola pensate che hanno le casette a 30 metri d'altezza. Sì, forse le vediamo fra poco. Cioè, gli apicoltori sono degli acrobati, sostanzialmente. Guardate, noi abbiamo fatto una battuta, ci siamo guardati, sono a 30 metri di altezza le casette sugli eucalipti e non hanno scale, si arrampicano, vanno su e smielano a quell'altezza o in qualche caso buttano giù l'alveare a terra, immaginatevi quanto incazzate sono le api dopo 30 metri di volo e quindi. Ehm, Siamo guardati io e gli altri apicoltori e abbiamo fatto una battuta che capiranno soprattutto le persone che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Mi detto, ma qua non c'è la sicurezza sul lavoro, ecco, perché arrampicarsi a 30 metri e svelare a quell'altezza è una cosa incredibile. Ma voi sapete quante cose fanno le api? Miele, pappareale, polline, cera, il veleno d'api che è usato molto dall'industria farmaceutica per creme, pomate per i reumatismi, e quindi è una cosa molto importante e che ha un valore anche importante. E soprattutto l'impollinazione. Però passo a una foto di ieri. Le fragole fiorite, 6 novembre nel mio giardino, anzi stanno crescendo, e il contadino che aveva tagliato il fieno e lo stava raccogliendo al 6 di novembre. Questa è la situazione del clima. Ma con questa situazione pensate che le api stanno bene? No. Un po' per colpa dell'uomo, insetticidi, potature eccessive degli alberi, quello in Viale di Tiglio non lontano da qui, e quelle piante lì potate in questo modo per i prossimi 5 anni non faranno fiori. Sono state, come si dice, castrate. E il risultato, a causa di questi eventi, è la moria delle api. Poi ci sono gli andamenti climatici, acqua, quelli è a Vicenza lo scorso anno, anzi, sì, all'inizio di quest'anno, e le api sono sotto acqua, morte, annegate. Salvo, è stata anche simpatica, in una di quelle casette la regina era ancora viva perché pensate, le api si sono messe a piramide nell'ultimo spazio di aria che c'era e la regina era in cima e l'hanno salvata. È sopravvissuta solo lei e qualche ape, perché la regina, le api la tutelano sempre, sacrificandosi. Siccità. Il gelo. Il gelo quando arriva fa sì che i fiori non producano nettare, cadono e di conseguenza le api non hanno più niente per alimentare la covata. Ma il gelo improvviso, quando arriva, proprio magari quando ci sono le fioriture. Pensate al 2024, febbraio, marzo, aprile, fioritura dei fiori primaverili, del tarassaco. Se non ci sono 14 gradi di notte, i fiori non producono nettare, anche se li vediamo, ma non producono il nettare e le api muoiono di fame. Poi arriva maggio, a parte l'errore ortografico in cima, ma vedo poi correggo, fioritutta, ma fioritura, della caccia, che è questa, conoscete la caccia? Sentite il profumo quando c'è la caccia? Quest'anno lo avete sentito il profumo? No. Perché? Perché la caccia, quando ha fiorito, abbiamo avuto il quintuplo della pioggia, ha piovuto 20 giorni tutto maggio, le api se piove non escono e soprattutto il nettare è slavato, quindi niente a caccia
niente fioritura, cioè fioritura sì, ma non c'era nettare e le api morivano di fame. Poi arriva il caldo che è anticipato, un caldo intenso a giugno, fioritura del tiglio, i fiori sono caduti giù. Niente. Quindi la cosa che non si conosce molto, cerco di concentrarla in pochi minuti che mi rimangono, è che le api riconoscono dove andare per i profumi. Sentono il profumo dei fiori e ogni fiore ha un profumo diverso. Noi non lo sentiamo se non quello intenso come la caccia, ma l'andamento climatico così diverso fa sì che spariscono anche i profumi e non trovano nemmeno più i fiori. Cosa succede se questo? Che le api muoiono. Questo è un favo con le api morte di fame, che è quello che noi abbiamo vissuto per la prima volta quest'anno. Vedete l'addome fuori, sono tutte dentro la cella a prendere l'ultima goccia di nettare che c'era all'interno. Non trovandola più, sono morte lì. Quindi È vero che quest'anno voi apicoltori, per salvarle dal fatto che morivano di fame, avete cercato di alimentarle con lo zucchero. con zucchero. E lo zucchero è la base dei prodotti che fanno sopravvivere le api, quindi sciroppo, acqua e zucchero a velo più che forma insieme al miele che forma il candido. Quest'anno, se gli apicoltori non davano da mangiare alle api, trovavamo gli alveari morti di fame. Ci Però sono altre cause per cui le api stanno comparendo, c'è il rischio, e poi tra ci le sono cause ci sono questi. Poi ci sono anche la globalizzazione ha fatto sì, e anche il cambiamento del clima, che siano arrivati i predatori alieni. Io ve ne mostro alcuni. Queste specie invasive vivono di api. Il calabrone mandarino, vedete che dimensioni ha, pericolosissimo per l'uomo. La Vespa orientalis che ormai ha raggiunto il Lazio e anche il Friuli, due zone, e quindi nel sud Italia ce n'è tantissima e nel Friuli quindi arriverà anche qui. E infine quest'altro che è, vediamo se parte il filmato, che è la Vespa velutina. Pensate che questa Vespa, anche questa viene dall'Oriente, si mette davanti agli alveari e vedete che le api non escono più, perché questa Vespa cattura tutte le api che tornano nell'alveare dall'esterno, le prende, le porta su un albero, le smembra, tiene le proprie tre nei muscoli e le porta nella propria alveare della Vespa e ad alimentare le proprie. Ma soprattutto questa Vespa ha una progressione incredibile. Da un nido di Vespa velutina nascono 40 regine. Quindi provate, insomma, matematica. L'anno dopo da un nido ce ne sono 40, l'anno dopo ce ne sono 40 per 40, quanto fa? 40 per 40 fa 1600. Pensate alla progressione, no? E questa, dove è arrivata, ha dimezzato gli alveari. Sono presenti in Liguria, l'hanno trovata in Emilia-Romagna recentemente e anche un nido a Cittadella. E poi un altro degli acari, che vedete quell'ape con le ali deformate, è questa, è la varroa, che è arrivata anche questa negli anni '80 dall'Asia e sta pian piano distruggendo tutte le api. Allora, ma se le api stanno così male, io dico sopravvivono perché gli apicoltori li aiutano. Ma se spariscono, cosa succede? Pensate che l'80% dell'impollinazione avviene attraverso gli insetti e se questo processo, nel quale ovviamente l'ape è uno dei punti di riferimento più importanti, perché pensate che in un alveare ce ne sono 100.000, quindi i bombi, una famiglia di bombi è fatta da 30-40, api 100.000. Quindi immaginate cosa riescono ad impollinare. Ed eccolo qua il polline. Questo lo uso per raccontarvi una cosa simpatica delle api. Come facciamo noi a catturare il polline? Con questa trappola. Vedete che ha tanti forellini. Quelle sono le palline di polline. Le api, passando per quei forellini, perdono la pallina di polline che cade giù e l'apicoltore la raccoglie. Ma le api sono così intelligenti che dopo un giorno
che c'è questa trappola, capiscono che hanno lavorato per nulla, perché le palline cadono giù. Allora sapete cosa fanno? O le fanno più piccole in maniera da poter passare, oppure si mettono qui davanti, la tolgono e la passano all'ape dentro. Tanto è vero che dopo un giorno o due che c'è la trappola, l'apicoltore non raccoglie più niente, deve tirarla via perché loro hanno capito come fare. Questo è per dire l'intelligenza di questo insetto. Ma se non c'è più l'impollinazione, ridurremo il miele, la pappa reale, il polline, ma se viene meno questa impollinazione, questo è quello che troveremo nei supermercati. Frutta, mele, pere, agrumi, pesche, castagne, albicocche, susine, eccetera, spariscono, ma anche ortaggi, zucchine, aglio, cipolla, i prodotti a base di girasole, colza, l'erba medica che serve per gli animali, tutti hanno bisogno dell'impollinazione. Se le api spariscono, capite la catena come va a finire. Pensate che un'ape vive 40 giorni, poco, e la vita di 12 api, di quei 40 giorni, produce un cucchiaino di miele. Ecco perché sono talmente tante. Nei 3 minuti che mi rimangono vi racconterei alcuni aneddoti per farvi capire l'intelligenza. Luca accennava alla, alla democraticità, alla monarchia alla democratica, che è un... monarchia democratica. Ha ragione. La regina nell'alveare è una, non ce ne sono due. Ma quando quella regina, pensate, la regina sapete quanto vive? Arriva a vivere 4-5 anni, mentre le api 40 giorni. E qua prima lezione alimentare. Qual è la differenza? Che le api vivono di nettare e di polline, la regina esclusivamente di pappa reale. E questo fa sì che si sviluppi l'apparato ovidepositorio, ha una vita più lunga e emana i feromoni che gli consentono di comandare tutto l'alveare. Ma la regina, che è unica, fa un unico volo di fecondazione, è un po' fedifraga, se vogliamo, scusa il termine, così, però quando esce dall'alveare, l'unica volta che esce dall'alveare si accoppia con 20 fuchi, uno dietro l'altro. Ma c'è una ragione genetica per questo, perché la regina, quando emana i feromoni e richiama tutti i fuchi della zona, chiama anche i propri fratelli e quindi si accoppia anche con quelli ed è un accoppiamento consanguineo. Pensate che le api hanno la capacità di capire se le larve che nascono da questo accoppiamento sono consanguinee, le prendono e le buttano fuori dall'alveare, perché non nascono delle api idonee a tutte le attività che devono svolgere. Ma se la regina non va più bene, la cambiano. Come fanno a cambiarla? La regina può essersi ammalata, può avere qualche difetto, può aver esaurito la capacità di deporre uova. Beh, la regina non mangia da sola. La regina ha sempre un gruppo di ancelli attorno che gli danno pappa reale in bocca. Quando quella regina non va più bene, non gli danno più da mangiare. È un mondo anche crudele quello delle api, è una monarchia democratica perché la cambiano e ne allevano immediatamente altre. Quando allevano le altre, anche 10 perché una può, se ne allevano una sola che non nasce, l'alveare è destinato alla morte. Ne allevano più di una, la prima che esce uccide tutte le rivali. Allora è un mondo crudele ma organizzatissimo. Tutte le api svolgono la loro funzione, il loro dovere e funziona perfettamente. Qual è l'elemento che cambia un po' la situazione? L'uomo. Le sta salvando, ma le sta anche uccidendo. Ecco perché tutti noi potremmo fare veramente molto per salvarle, cambiando abitudini, comprando magari anche il miele dagli apicoltori e non il finto miele. C'è la cioccolata probabilmente finta, nel senso che non è originaria del cacao, ma c'è anche il miele artificiale. Non è questo il nostro futuro. Ricreiamo un ambiente sano per loro e così aiutiamo anche l'uomo. Un consiglio, un miele che costa troppo poco non è miele, ecco, un miele che costa troppo poco sostanzialmente è Il sciroppo di glucosio
ricavato magari dal riso con qualche aggiunta di colorante, ma il prezzo giusto del miele è almeno 10 euro, almeno. Quando trovate il miele a 3,50 euro non è miele, ricordate. E allora a quel punto guardate anche la provenienza dove viene, così vedrete. Prima di congedare Gerardo Meridio, un'ultima cosa che volevo dirvi, che mi aveva raccontato un giorno, è che le api riconoscono questi Ah segni sì, che troverete fuori dalle casette, perché ognuna deve rientrare nella propria e sa riconoscere i colori, ma e soprattutto anche forme le forme geometriche. geometriche. Si orientano e tornano ognuna nella propria. Ho imparato che sostanzialmente sono di una spanna più intelligenti di me. Grazie. Grazie, grazie Gerardo. Grazie mille. Grazie, vi chiedo un altro sforzo di attenzione perché abbiamo ancora un paio di momenti da stare assieme. L'obiettivo 3 della carta sulla sostenibilità, i 17 obiettivi della Carta 2030. L'obiettivo 3 riguarda la necessità di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Esiste una farmacologia che in qualche modo possiamo inquadrare come attenta alla ricerca, attenta ai farmaci sostenibili. Di questo parleremo adesso con un altro amico che è l'ingegner Cesare Benedetti, che invito a raggiungermi. Cesare è un ex giovane amico, che è una persona estremamente sensibile verso voi giovani, perché promuove iniziative, promuove e sostiene attività non solo, non solo didattiche, anche di svago, l'arte. È un innamorato dei giovani e quell'amore lo trasferisce anche in azienda. Accomodati, ma dove vuoi scegli quella che ti piace di più, quella bianca per te che sei puro, io un po' impuro, mi seguo qua. È presidente di Zeta, che è un'azienda farmaceutica che ha i laboratori nel Vicentino. Per me è sempre un piacere stare con l'ingegner Benedetti. Dovete pensare che prima di diventare un'azienda, oggi è un'azienda che fattura 140 milioni. Speriamo 150. Speriamo, lo spero per te, a me non me ne viene niente, quindi spero per te che arrivi a 150. Pensate che era una farmacia. Nel 47 è cominciata questa avventura imprenditoriale, ma oggi, ancora oggi voi vi sentite un po' farmacisti, vero? Beh, diciamo che la tradizione della famiglia sono tradizioni di tipo comunque farmaceutico. Dopodiché l'evoluzione del mercato della farmacia ovviamente si è arrocato a un certo diritto nelle farmacie e adesso si trovano i farmaci, quelli non prescritti, anche fuori dalla farmacia, per cui l'azienda che si occupa di questo deve essere un'azienda più ingegneristica che farmacistica, tanto per capirci, no? Perché la gestione è fatta da persone che sanno di matematica e sanno cosa che vuol dire portare in utile e non in perdita un'azienda produttiva. Prego, Sostenibilità. eccolo. Voi la declinate in azienda in diversi modi e con risultati negli ultimi anni che sono particolarmente incoraggianti. Allora, prima di me sono passate diverse persone che hanno parlato di sostenibilità come una corrente di pensiero, come una cosa che è all'interno delle emozioni che curano il lavoro di tutti i giorni. Io parlo invece che è una filosofia. L'insostenibilità è un qualche cosa che le aziende che producono, a un certo punto della loro evoluzione, si sono poste il problema: ma perché dobbiamo solo e sempre guardare al profitto? Dobbiamo guardare al profitto per dare benessere alle persone che lavorano nell'ambito dell'azienda,
guardiamo anche fuori da questo concetto un po' ristretto. Il profitto, sapete, è solo una questione di organizzazione, è solo una questione di logistica, è solo una questione di conoscenza nel campo farmaceutico delle varie molecole che servono per. Qui ovviamente ci vogliono i tecnici che fanno questo, però noi che vediamo il problema un po' più da lontano ci rendiamo conto che non è solo questo. La signora che è venuta prima di me ha parlato un po' dell'evoluzione aziendale per quanto riguarda la sostenibilità. Ed è facile fare della sostenibilità nell'ambito della produzione, per esempio. Però prima di arrivare in questi piccoli segmenti del nostro lavoro, vi faccio una rapida spiegazione di chi siamo, perché siamo un'azienda che nel Trentino e nel Veneto, e adesso possiamo anche dire nel territorio nazionale e fuori, siamo un'azienda che ha il suo ben chiaro, preciso scopo di dare un qualche cosa a chi va in farmacia per curare la propria salute. La famiglia, adesso qui vedete solo mia figlia e il sottoscritto, la mamma è mancata 2 anni fa e quindi eravamo in 3 e in 3 abbiamo portato avanti questo tipo di attività. Siamo partiti, giustamente come ha detto il dottor Luca, con un laboratorio di 3 persone nella retrobottega di una farmacia. Oggi siamo 500 persone con 2 stabilimenti e con una produzione che possiamo vedere insieme come si è evoluta. Linee di prodotto. Guardatele, non mi voglio tediare su questo. Sono le colonne portanti del mondo farmaceutico e del mondo che è un po' alla borderline fra il farmaceutico e il parafarmaceutico. Noi siamo arrivati ad essere abbastanza forti, abbastanza preparati per il mondo anche al di fuori del mondo farmaceutico, perché il mondo farmaceutico è un mondo che costa ed è anche difficile da poter arrivare perché ci sono troppe multinazionali che hanno il loro patrimonio culturale e soprattutto finanziario per poter uccidere tutte le aziende che non hanno questo tipo di cose. Ecco, guardate, questa qua è una cosa importante. Se al posto di questa evoluzione del fatturato voi mettete il numero dei pezzi che produciamo, riuscite a capire l'evoluzione del numero dei pezzi e i consumi che servono per fare questi pezzi. Ecco dove scatta la filosofia della sostenibilità. Ecco dove le persone che lavorano in un complesso abbastanza difficile come quello farmaceutico si impegnano giornalmente a fare un qualcosa di più, che serve in maniera più coerente nel mondo che è attorno al mondo farmaceutico. Ecco che le persone che lavorano devono usare il cervello, l'intelligenza, la fantasia, ma sempre sotto diciamo, un ombrello della capacità di lavoro, della disponibilità di lavorare, della coerenza nel mondo del lavoro e della sostenibilità di quello che stanno facendo. Queste sono le cose che l'imprenditore deve sapere e deve conoscere e spera di poterle trasferire a voi che siete il domani del nostro paese. Io sono abbastanza anziano, insomma i 22 anni li ho compiuti e quindi devo essere diverse volte. bravo, troppe anche. Comunque siete voi che dovete avere nel vostro intimo il discorso di capire che siete il futuro di un paese e che non dovete studiare solo per il 6 meno, perché così vi promuovono, ma dovete studiare per quello che è la vostra o quello che sarà la vostra vita futura. Noi imprenditori aspettiamo i giovani. Non vi interessano questi discorsi? Stiamo consumando il tempo, Presidente. Questi giorni possiamo dire che è anche un'opportunità Certo che sì, sono qua apposta. un'opportunità di lavoro che può essere nei vostri sogni, nei vostri obiettivi, nei vostri traguardi da raggiungere. Lavorare all'interno di un'azienda come Z Farmaceutici
è un obiettivo che dovreste porvi, insomma. Allora, grazie Luca, siamo un'azienda e io sono qui che sono venuto con entusiasmo a parlare a voi, perché siete voi che domani prendete il mio posto o il posto di ciascuno di noi che oggi hanno una certa età in azienda. Abbiamo assunto nel 2023 più di 60 persone. Certo, sono persone che hanno studiato, hanno maturato delle esperienze, e per quello che io vi dico a voi, fate in modo che il vostro curriculum scolastico non sia sempre e solo per il 6 meno. E aggiungo anche, e non solo per l'italiano che dovete saperlo per forza, ma le lingue straniere in azienda sono indispensabili. Guardate quanti milioni di pezzi abbiamo fatto, un più 17% negli anni. E qui i tecnici sono intervenuti per riuscire a fare questo molto velocemente per Sì. non farvi perdere troppo tempo. Energia elettrica abbiamo ridotto del 18% in tutti questi anni. Facendo che cosa? Razionalizzando certi tipi di produzione, soprattutto là dove il calore sarà un elemento importante. Gas, energia elettrica, acqua. Vedete, sono tutte cose che si sono ridotte perché abbiamo aggiunto al concetto del profitto il concetto di sostenibilità. Facendo dei risparmi siamo riusciti a investire in linee di produzione nuove, siamo riusciti a investire nel concetto di dare alle persone che lavorano con noi un ambiente di lavoro più sereno, la possibilità di andare a mangiare il panino, come dite voi, 2 volte una volta nella mattina e una volta al pomeriggio, oltre che il pranzo, ovviamente, locali che siano adeguati a quelle che sono le attività delle persone. Questo è tutto investimento che si fa per fare in modo che il lavoro sia sempre più sereno. Mi preme dire ancora 2 cose: che tutto questo risparmio e tutta questa, nuova concentrazione, in diminuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, dei consumi di gas, è stato, fatto aumentando la produzione dei prodotti, quindi è doppiamente, positiva. Ed in un ultimo concetto che ti chiedo, poi ti saluto, è quello che tutto ciò ha permesso un meno 16,2% di emissioni di gas serra, e l'emissione di gas serra è quello che poi produce il cambiamento climatico che stiamo patendo. Cesare, Sì, abbiamo grazie. consumato tutto il tempo. No, ma infatti non volevo altro dire che un invito a voi che siete all'inizio di una vostra carriera scolastica e spero che arriviate a conseguire una laurea che vi possa dare la possibilità di avere quelle conoscenze tecnico-scientifiche umanistiche da poter entrare in un'azienda. L'unico segnale che vi posso dare: studiate con profitto e non studiate solo per i voti. Studiate perché volete sapere e volete conoscere. Grazie. Siate curiosi. Grazie a Cesare. Grazie, Cesare. Presidente Benedetti, non so se ha visto che finora le sedie non erano comparse, siamo arrivati io e lei per l'età, il bastone. Adesso, siccome, che ore sono? Mezzogiorno e un quarto? Mezzogiorno e un quarto. Allora, io direi che è più interessante che voi seguiate l'intervento di un esperto di climatologia e di meteorologia, perché ci parla di tutte queste situazioni. Se poi avremo il tempo, faremo il questionario che vi avevo promesso, e altrimenti sopravviverete lo stesso, credo che non cambi molto della vostra esistenza. Marco Rabito, qualcuno di voi lo conoscerà. Buongiorno, perché si è inventato anche di sapere qualcosa di calcio, commenta in TV le partite. Ho cercato di insegnargli negli anni qualcosa, ma di calcio suo fratello che giocava in Serie A sicuramente capisce di calcio, lui
purtroppo. capisce molto più di meteorologia, ve lo posso garantire. Questo signore qua, che è ancora molto giovane, quando è arrivata l'alluvione del 2010, di cui vi parlavo prima, il primo a lanciare con un giorno e mezzo di anticipo l'allarme è stato proprio Marco Rabito. E qualcuno l'ha ascoltato, qualcuno no, e un po' l'abbiamo patita. Ed è molto preparato, nonostante la giovane età che gli invidio, anche la preparazione gli invidio, ma soprattutto la Grazie. giovane età, e vi invito ad ascoltarlo, perché vi parlerà di questa situazione strana. Stamattina quando vi siete alzati, mi sono alzato presto anch'io, erano 3-4 gradi, faceva un freddo del demonio. Adesso ce ne saranno 18-20. Questa escursione a novembre non è proprio una Sì, cosa normale, eh. non è Mi normale, ascolto ma lo anch'io? sta diventando sempre di più. Intanto ancora una volta buongiorno ragazzi, con molti di voi ci siamo già visti a scuola, quindi già ci conosciamo. Grazie, grazie. Allora, io ho tante cose da dire, cercherò di essere rapido, ma sarò comunque lungo. Allora, alle mie spalle qui io sono solito portare sempre Edmondo Bernacca perché rappresenta un esempio di quello che era la divulgazione scientifica in un'epoca in cui era molto più difficile fare divulgazione scientifica, in cui c'erano molti meno strumenti rispetto a quelli che abbiamo oggi, ma è rimasto il segno di Bernacca per la capacità di esprimere argomenti complessi con un modo di fare e un linguaggio accessibile a tutti. È una cosa difficile ed è quella che cercherò di fare io oggi con voi, cercherò di rendere un po' più masticabili gli argomenti complessi, argomenti che restano complessi, e spesso questa epoca che state vivendo vi porta a voler semplificare all'estremo anche cose che sono complesse, ma per un po' la comunicazione di massa di oggi deve per forza semplificare tutto, quando invece secondo me, ragazzi, è importante che accettiamo le complessità, ma le accettiamo come fossero una sfida per noi stessi, nel cercare di comprenderle, anche dedicando più tempo, più dedizione, più impegno, perché la complessità richiede tempo, richiede impegno e dedizione. E Bernacca ce lo diceva già negli anni 60 e 70, quanto sarebbe stato importante per il futuro studiare il tempo, studiare il clima, perché avrebbe sempre di più condizionato le nostre vite, la nostra economia, ma anche la nostra sopravvivenza. Lo stiamo vedendo con episodi che capitano sempre più spesso sul bacino del Mediterraneo, ma anche in zone vicine a noi, Emilia-Romagna in più occasioni, Valencia la più recente. In mezzo c'è stato un episodio che si ricorda poco, è l'alluvione di Derna in Libia. Circa 15.000 vittime, forse anche di più, perché tanti dispersi non sono mai stati trovati. Settembre 2023, quindi anche questo molto vicino, e se ne è parlato poco perché accade in un posto un po' più sfortunato rispetto a noi del Mediterraneo. Queste sono le alluvioni che hanno interessato l'Emilia-Romagna, perché l'Emilia-Romagna non si è fatta mancare niente, ne ha avute tante, una dopo l'altra. Una nei primi di maggio del 2023, la seconda ce l'ha avuta tra il 15 e il 17 maggio del 2023, e ai cittadini la climatologia continuava a spiegare, visto i riferimenti della climatologia alla statistica, che questi eventi hanno dei tempi di ritorno mediamente lunghi, e quindi in 30-40 anni ne può capitare uno come quello di inizio maggio. Questo invece ha tempi di ritorno già più lunghi, siamo già intorno al secolo, quindi una volta al secolo. Ma come? Ma se deve capitare una volta al secolo, perché capita 2 volte in 15 giorni? Ecco, capite come per chi vive quei territori lì, per quelle comunità lì, sia complicato decidere di continuare a vivere lì, perché continuare a vivere lì vuol dire continuare ad avere a che fare con questo genere di fenomeni. Poi arriva il settembre del 2024, pochi giorni fa, qualche decina di giorni fa, e l'episodio alluvionale è più grande di entrambi i precedenti. Quindi ancora di maggiore portata. Qui siamo a 3,2 miliardi di metri cubi d'acqua che cadono in solo 36 ore. Sono tantissimi i corsi d'acqua che esondano, le stesse famiglie, le stesse comunità ancora una volta scontano un danno economico inestimabile. Stavolta c'è un dato favorevole, un dato buono. Nessuna vittima nell'episodio di settembre rispetto al 2023, segno che i sistemi di allertamento, ma anche la sensibilità della popolazione ha migliorato l'attenzione verso questi fenomeni da parte dei cittadini. Poi capita l'evento di Valencia, io non so se sono riuscito a portare roba su Valencia, non l'ho portata, ma su Valencia vi dico 2 cose: sono caduti 771 millimetri di pioggia in meno di un giorno, in 8-12 ore. Il tempo mediamente in cui cade quella precipitazione lì è 1 anno e 10 mesi, quindi quasi 2 anni, no?
E la cosa che mi ha fatto riflettere molto e che ho voglia di esprimere con voi è che gran parte delle persone che purtroppo sono rimaste vittime sono rimaste intrappolate nelle loro auto. Da noi non c'è, e nemmeno in Spagna, l'obbligo di tenere in auto il martelletto per rompere il finestrino. Costa niente, costa pochi euro. Io mi auguro che a breve venga messo l'obbligo, insieme al pettorina, carta rifrangente, di avere in auto anche il martelletto per rompere il finestrino. Molte vite si sarebbero risparmiate e sempre di più eventi alluvionali interessano anche il nostro territorio, quindi sarebbe un obbligo che costa nulla da mettere subito. Cosa avviene nel Vicentino? Anche nel Vicentino i fenomeni atmosferici stanno cambiando, stanno diventando più rapidi, l'insorgenza è più rapida, le precipitazioni sono più concentrate in archi di tempo molto ridotti. Tra il 28 e il 29 di ottobre del 2023 il Bacchiglione ci ha mandato un segnale, una crescita di 2,24 metri in un'ora, tra le 2 e le 3 della notte. 2,24 metri su un corso d'acqua che a 6,16 metri, 6,20 metri esce Ponte degli Angeli, esondando e travolgendo anche il Teatro Olimpico. L'insorgenza di queste onde di piena sta cambiando perché essendo più rapide diventano più difficili da affrontare da parte di chi cerca di fare prevenzione. Noi nel 2010 ci siamo dotati di bacini di laminazione, bacini che ci permettono di affrontare precipitazioni abbondanti anche in archi di tempo ridotti. Certo, il Genio Civile ha dovuto un po' rivalutare tutte le strategie di apertura dei bacini. A volte si aprono prima rispetto a quanto veniva ipotizzato quando gli stessi bacini sono stati pianificati. Bacini che oggi, per fortuna che ce li abbiamo, ma che rischiano in breve tempo di diventare sottodimensionati. Perché i fenomeni cambiano con una rapidità tale per cui le nostre opere rischiano, nel momento in cui le abbiamo messe a terra e sono disponibili, di essere già insufficienti o di essere già sottodimensionate, perché la quantità di precipitazioni in tempi molto ridotti sta aumentando. Non solo, anche l'effetto dei suoli è cambiato, perché nel frattempo è subentrata una forte urbanizzazione del territorio, una impermeabilizzazione dei suoli che non è solo dovuta alla cementificazione, è dovuta anche a certe pratiche agricole che rendono i suoli meno capaci di drenare l'acqua. Ecco pertanto che il nostro territorio ha un sacco di sfide di fronte a sé, sfide che dovremmo affrontare tutti noi per adattarci, per essere più capaci di sopportare questi eventi con il minor danno possibile alle nostre vite e alle nostre famiglie. Siamo di fatto dentro un ignoto, dentro un clima che cambia con una rapidità tale per cui non siamo più in grado di prevedere quale sarà il prossimo salto e quanto pesante sarà il prossimo salto. Io vi porto un dato di Grumolo delle Abbadesse. Siamo a 2 passi da Grumolo delle Abbadesse qui. Grumolo delle Abbadesse la sera del 23 settembre del 2024, mentre al Teatro Maggiore si festeggiava il compleanno di Paolo Rossi, cadono 105,2 mm in 3 ore, dalle 19 alle 21. I tempi di ritorno per un fenomeno simile non abbiamo il dato statistico di Grumolo, ce l'abbiamo però su Quinto Vicentino e su Monte Galda. Su Quinto Vicentino e su Monte Galda, in un arco di tempo di 50 anni, può capitare una volta che cadano 77 mm o 87 mm. Su Grumolo delle Abbadesse ne cadono 105. Probabilmente il tempo di ritorno, se avessimo la serie storica, sarebbe intorno al secolo. Ok, in un secolo può capitare una volta. Ma era già capitato. Il 7 settembre 2020 addirittura 121 in 2 ore. Ecco che quindi un punto di riferimento fondamentale per pianificare le nostre attività sui territori, la nostra urbanizzazione, le nostre strategie urbanistiche, che si basano sulla statistica, hanno un punto di riferimento che non funziona più. La statistica, che in passato era un faro per insegnarmi cosa potevo fare e cosa non dovevo fare, oggi non funziona più, perché i tempi si sono accorciati drammaticamente. Questo accade perché la temperatura del pianeta sta aumentando. È arrivato il dato di ottobre, l'anno 2024, da gennaio a ottobre, viaggia già attorno a 1,55 gradi globale sopra la media dell'epoca preindustriale. Non so se ricordate, ma il protocollo di Parigi proponeva di ridurre l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi entro 2100. Siamo nel 2024, ci siamo già arrivati. Qui da noi le cose vanno anche peggio, perché abbiamo un mar Mediterraneo che sta diventando sempre più caldo, pertanto il Mediterraneo è da considerarsi un hotspot del clima che cambia.
qui da noi la temperatura aumenta di più rispetto alla media planetaria. Qui da noi siamo intorno ai 3,5 gradi dall'epoca preindustriale, i quali gran parte realizzati dopo gli anni 70, dagli anni 70 ad oggi. Gli effetti maggiori, quelli più dannosi in prospettiva perché poi vanno a generare fenomeni atmosferici intensi, sono quelli che avvengono sulle temperature dei nostri mari, temperature superficiali che sono sempre più elevate e conferiscono ai sistemi perturbati una maggiore intensità, la maggior capacità di generare intense precipitazioni in archi di tempo molto ridotti. Questo è quello che è accaduto a Valencia. Temperature superficiali del 26/10/2024, prima dell'episodio di Valencia che avviene tra il 29 e il 30, prima dell'episodio nello specchio d'acqua del Mediterraneo davanti a Valencia le temperature superficiali sono attorno ai 3 gradi in più rispetto alla normalità. L'acqua pigra, l'acqua accumula con lentezza il calore, ma altrettanto lentamente lo rilascia. Quindi avere acqua così calda nel Mediterraneo rappresenta una grande disponibilità di carburante per i fenomeni. Arriva l'episodio di Valencia e cosa succede? Che le temperature dopo, io non vi ho portato la cartina, ma qui di colpo si raffreddano. Si raffreddano perché l'energia è stata prelevata e ha generato il fenomeno, tradotta in precipitazioni. Quindi il Mar Mediterraneo, con il suo aumento di temperatura, è la prima causa nell'aumento di questi fenomeni così intensi. Quanto è aumentata la temperatura nel Vicentino e in Veneto? È aumentata in questo modo, questi sono i dati di Vicenza. Vicenza si dota di una stazione meteorologica alla fine del 1800, poi dal 1919 i dati li abbiamo puntuali giorno dopo giorno, allora possiamo fare dei ragionamenti. Dal 19 al 70 l'aumento è di circa 1/10 di grado per decennio. Nei decenni dal 71 al 2000 di 0,29 per decennio, 2001-2021 0,56 per decennio. Oggi, ragazzi, è uscito un bollettino dell'ARPAV che ci dice che oggi sta aumentando negli ultimi 10 anni di 0,61 ogni 10 anni. Questo comporta per voi un effetto immediato, e ve lo dico, drammatico, per l'affetto che io ho per questo fenomeno. Voi siete la generazione che sta perdendo la neve, siete la generazione che non vedrà più nevicare in pianura o vedrete nevicare pochissimo in pianura. E la neve in pianura non è un'anomalia climatologica per il nostro territorio, è una normalità, lo è stata per secoli. Oggi voi la state perdendo. L'ultima nevicata risale al 28 dicembre 2020 a Vicenza con accumulo, poi non è più nevicato. 4 anni, mai capitato fino al 1919 di trovare un'osservazione di questo genere qua. Di conseguenza, con l'aumento delle temperature, la nevosità va a calare anche salendo di quota. Pertanto oggi troviamo a 750-800 metri le condizioni che avevamo a Vicenza negli anni 80. E quindi Asiago è in sofferenza. Asiago non può più vivere con un turismo basato sulla neve. Vedete che ripercussioni ha il clima su alcune comunità che basavano l'intera loro economia su un fenomeno atmosferico, sulla neve, no? Il fenomeno non ce l'abbiamo più. Bisogna ricorrere alla neve programmata, costa, poi se ci piove sopra abbiamo rovinato anche la neve programmata che abbiamo sparato sulle piste e ci troviamo con dei costi enormi per mantenere in piedi un sistema. Queste sono alcune immagini dell'ARPAV che vado velocemente a farvi vedere. Aumento della temperatura fino all'anno scorso era 0,57 ogni 10 anni, adesso siamo a 0,61 ogni 10 anni. Questo era il 2003, il famoso 2003 caldissimo quando l'abbiamo vissuto, ma rispetto agli anni che sono arrivati dopo, vedete che va a perdersi. Questa invece è un'altra cartina, un'altra slide, secondo me molto interessante, che ci mostra quanto l'aumento delle temperature e la conseguente disponibilità di umidità sulla nostra pianura siano sempre di più pericolose dal punto di vista sanitario, dal punto di vista soprattutto dei fragili, no? Che sono quelle persone più esposte, perché anziane, perché malate, perché debilitate. Sono persone che vanno in sofferenza fisica fino anche a perdere la vita durante le giornate con elevato stress per disagio fisico. Vuol dire umidità più temperatura. Persone che hanno una capacità di termoregolazione corporea diversa dalla nostra, meno efficiente della nostra, che sono esposte a dei rischi elevatissimi. Picchi di mortalità che si osservano in tutti gli ospedali d'Italia ed Europa in corrispondenza delle ondate di calore, in qualche caso ben peggiori dei picchi di mortalità che vedevamo con la pandemia. Cioè, le persone durante le ondate di calore muoiono e le ondate di calore dannose stanno aumentando.
Se negli anni 90 erano 2,4 giorni su 92 estivi ad avere condizioni invivibili, siamo già a 10-12 giorni con temperature invivibili su 92. Vuol dire che l'estate sta diventando una trappola di calore. Non è più la bella stagione. È una stagione in cui per tante ore al giorno state chiusi in casa, perché fuori non c'è nessuno, perché nelle prime ore del pomeriggio non c'è nessuno, perché fino alle 6 di sera non c'è nessuno. E allora dovete uscire solamente in poche ore del giorno. Non so cosa di bello sia rimasto nell'estate, anche dal punto di vista delle notti tropicali. Brendola ne ha avute un'infinità consecutive di notti tropicali quest'anno. Giorni di gelo diminuiscono sempre di più, anche questi servono all'agricoltura, servono ad abbattere i parassiti. E non ne abbiamo più giorni di gelo, ne abbiamo sempre meno. Stamattina avevamo una minima di 2,4 gradi grazie all'inversione termica. Direte, sì dai, un minimo di freddo l'abbiamo vissuto stamattina, adesso siamo intorno ai 18-19, ma stamattina mentre noi osservavamo 2,4 gradi in città a Vicenza, Cima Larici, 1600 metri, ce n'erano 9 di gradi. Perché l'inversione termica è questo, è fatta da ristagno di aria più fredda che è più pesante nei bassi strati, ma sali sopra un cavalcavia e quell'effetto lì non ce l'hai più. È un effetto dannoso in questi giorni sta roba qua, perché la mattina quando uscite di casa, alla sera quando uscite di casa respirate tutto lo smog che abbiamo, perché è tutto concentrato in pochi metri di altezza, quei metri di inversione termica. Poi l'inversione si rompe, oggi uscite di qua e respirate benissimo, ma la mattina, mentre vi recate a scuola, mentre l'inversione termica è ancora presente, voi state respirando tutto quello che viene immesso in atmosfera a livello di inquinanti nei bassi strati. Andando avanti, l'inversione durerà anche durante il giorno e quindi respirerete male anche durante il giorno, quindi non si va verso il meglio durante l'inverno, ma si va verso il peggio, quindi l'aria peggiorerà ancora. Ma sappiate che se uscite di sera, quello che respirate non è certo buono. La peggiore aria ce l'abbiamo durante l'inversione termica. Quanto piove nel Vicentino? Io ho finito il tempo. Velocità, quanto piove? Piove di più sulle zone più esposte dei nostri rilievi, quindi piccole Dolomiti, perché abbiamo rilievi più alti, abbiamo il Pasubio, abbiamo il Carega, sul Grappa, sulla Pedemontana Trevigiana. Piove un po' meno sulle Dolomiti, nonostante siano più alte, perché gran parte della pioggia viene scaricata sulla prima fascia. Adesso non so se si vede radar, ma sulla prima fascia prealpina viene scaricato gran parte delle precipitazioni. Devo dire l'ultima roba sulle precipitazioni, ve la devo dire, perché oggi stiamo parlando di un'annata estremamente piovosa, un'annata in cui anche l'agricoltura ha trovato delle difficoltà ad entrare nei campi perché si piantavano quei mezzi, perché troppa pioggia non fa bene all'agricoltura. Passeremo rapidamente, ragazzi, sempre di più da troppa pioggia a niente pioggia. Non avremo più le vie di mezzo, non ci saranno più vie di mezzo, siamo in un'epoca di estremizzazione. Guardate come cambiano e come sono cambiate le precipitazioni negli ultimi 70 anni, precipitazioni annuali. Fino a qua un certo equilibrio, dagli anni 80 in poi l'equilibrio va a farsi benedire, diventa schizofrenico il grafico. Annate piovosissime, annate senza pioggia e guardate quelle senza pioggia sempre più vicine una con l'altra. Nel momento in cui ne avremo 2 consecutive avremo un problema che sarà per voi quello di aprire l'acqua, farvi la doccia in estate e non trovare l'acqua. Grazie. Voi lo conoscevate già, ma è veramente bravo. Grazie ragazzi. Sa essere interessante e bravo. Ci ha detto anche cose preoccupanti, purtroppo situazioni che sono già nella nostra dimensione, nella nostra quotidianità. Questa escursione termica di cui parlavi che ci impone un'aria peggiore e l'aria peggiore ce l'hanno proprio quando escono di casa per andare a scuola, questo preoccupa ulteriormente. Che inverno dobbiamo aspettarci? Adesso settimana prossima, verso metà settimana, probabilmente arriverà qualche nevicatina sulle nostre montagne, quindi da dare un senso di normalità all'atmosfera che stiamo vivendo, perché questi primi 15 giorni di novembre sono piuttosto caldi, soprattutto durante il giorno. Qualche nevicata cambia un po' la prospettiva generale, vedere le montagne un po' bianche cambia un pochino. Quel rischio che abbiamo avuto anche qui nel Vicentino, con questa crescita dei fiumi così rapida e la portata molto potente, che si è evitata l'alluvione grazie ai bacini di laminazione,
la stagione è finita per quel rischio di grandi piogge condensate in poche ore? Purtroppo no, non esiste più una stagionalità, questa è un'altra cosa che avrei dovuto dirvi, ma non ho avuto il tempo. La stagionalità degli eventi alluvionali non c'è più. Gli eventi alluvionali possiamo averli in inverno, in primavera, in estate e in autunno, possiamo averli in tutte le stagioni. Purtroppo è saltato completamente questo equilibrio che c'era un tempo in cui la stagionalità delle alluvioni su Vicenza era soprattutto autunnale, non era nemmeno primaverile, era autunnale. Adesso invece le abbiamo spesso anche in inverno. Febbraio 29, 28, 29 febbraio scorsi abbiamo avuto allerte rosse. Quando prima parlavamo di sogni e di metterci la cazzimma per fare qualcosa nella vita, ecco, Marco Rabito rappresenta questo. Il suo sogno era quello di avere conoscenze sulla meteorologia, sui cambiamenti climatici. Non è affatto esclusivamente un lavoro perché insegna, però ha messo a profitto quello che aveva studiato anche fuori da scuola. Il suo sogno è diventato realtà e quel sogno adesso lo mette a disposizione vostra, anche nostra. Io lo ringrazio perché è stato, come tutti gli altri ospiti, molto interessanti. Grazie a voi perché siete stati Grazie, molto bravi, molto educati. grazie. Grazie, Gustavo. Prima di salutarvi, e chissà, magari ci potremo rivedere l'anno venturo per parlare ancora di sostenibilità. Permettetemi di ringraziare chi ci è al fianco, chi è al fianco del Giornale di Vicenza per permetterci queste giornate, che sono la Banca delle Terre Venete, la Fondazione Cari Verona, Z Farmaceutici Group, il Gruppo Oliviero, concessionaria Toyota, Stabtech, Cereal Docs, che ci ha ospitato, e Caliba. Grazie anche alla nostra agenzia. Buon rientro. Buon rientro a scuola e di conseguenza a casa. Domani c'è lo sciopero dei trasporti, quindi non so se raggiungerete le scuole, probabilmente ci guadagnate un giorno. Grazie anche perché siete stati composti e educati. Arrivederci.